che qui all'FEI siamo a posto, insomma, appena fatto colazione, trattamento qui nella SPA, visto che qui più che un albergo è una SPA, ecco, quindi la SPA c'è, ecco, quello sicuramente, poi ci sono altri servizi, quindi la ringrazio comunque per la cortesia, questo per farvi capire. Buongiorno, perché è qualche giorno che non ci sentiamo, sono qui con un bravo cuoco, senza usare questi termini che poi sono chef, capo, no? È breve ma importantissimo. Buongiorno, ecco. Anzi, certe volte vengono anche allungati con executive, poi ve lo spieghiamo. Quindi qualche giorno che non vado in onda appunto in video, in effetti ci siamo sentiti lunedì mattina prima di una partenza verso un ristorante aperto a pranzo in zona arancione da lunedì, e quindi ieri, cioè, qualche giorno fa, praticamente c'è stata la visita in un ristorante che è in scaletta, che nel frattempo non si trovava più in zona arancione come in Lombardia, dove siamo in questo momento, provincia di Brescia. Quindi da rosso siamo passati appunto ad arancione, quindi non è cambiato tanto, ma poi da martedì io mi trovo a Gargnano. Gargnano si trova sul lago di Garda e torno con molto piacere qui all'FEI, dove ero qualche anno fa, proprio in questa esatta posizione. Sono sempre i giornali che non vedevo da un po' di tempo, stavo appunto parlando con il cuoco che si chiama, i cuochi hanno sempre penne, hanno qualsiasi cosa davanti al loro nome. Ecco, quindi Gianmarco Mini Vaggi. Cosa siano i Vaggi non sappiamo, se fossero viaggi invece magari sì. Ecco, Mini Vaggi, ecco, ok, perfetto. Che qui con la N, Mini Vaggi, ecco. Adesso è tutto chiaro. Tutto chiaro. E quindi ecco, quindi volevo fare un riassunto delle puntate precedenti, quindi martedì all'alba c'è stata questa partenza, quindi la mia trasmissione in sede è saltata e riprenderà solamente domani mattina, mentre invece qui siamo, diciamo, alle prese con le solite esterne. Qui faremo un riassunto appunto sull'albergo, motivo per cui appunto sono in viaggio in Lombardia per motivi, attenzione, di lavoro, perché il tema è un po' questo. Lo chef chiaramente ci parlerà anche dei piatti, della cucina, senza ombra di dubbio, ma è un po' anche la scusa per parlare un po' di quello che è successo, perché siamo in fondo in provincia di Brescia, vicini quindi alla provincia di Bergamo, Milano, quindi duramente appunto colpita dal Covid, anzi fra poco, oggi abbiamo la doppia, abbiamo sia il cuoco, io mi permetto di chiamarlo executive a livello internazionale, lui sarebbe l'executive proprio qui di Gargnano, poi ce n'è uno invece che adesso non so se è in vacanza. No, adesso si sta occupando più dell'altra nostra struttura su Dolomiti. C'è un altro executive per quanto concerne Pinzolo, che gestisce più o meno tutte e due le strutture. Sono i due executive appunto di questi due al momento le FEI, e poi con la direttrice magari parleremo meglio anche del nome, come è nato questo posto, che già ha due repliche, se non ce ne sono altre. Certo. E c'è uno chef, ecco, lo chef di cui dicevamo prima, che è il capo, cioè quello che supervisiona tutto. Anzi, mi devo dire che nel caso di questo appunto chef posso dire che è pure executive, nel senso che molte volte comunque magari qui più d'estate e magari a Pinzolo, che so, d'inverno, comunque è presente. Stiamo parlando dello chef Matteo Maenza, che era qui con me qualche anno fa per questa intervista, e quindi giustamente come noi facciamo del resto con un po' tutti questi grandi chef che anche in Italia cominciano a firmare appunto cucine negli alberghi, magari prima avevano solo il loro ristorante, non so, Berton, ecco, quindi Andrea Berton era solo a Milano, poi adesso lo troviamo anche sul lago di Como, per dire, ecco. Quindi ci sono questi executive, cioè sono quelli che in realtà più delle volte cucinano quando voi siete appunto in questo posto, e quindi abbiamo Mini Vaggi. Tu dove sei? Io sono di Altamura, in provincia di Bari. Ecco, vero, ne abbiamo parlato, quindi pane di Altamura, vicini a Matera. Comunque abbiamo già nel mio paese una bella tradizione culinaria già molto affermata a livello di panificazione. Esatto. Diciamo che il pane più buono in assoluto, si può andare anche al supermercato e mangiare, secondo me, la pizza gourmet, cioè te la vendono proprio al taglio, così è tutto buono quello che c'è lì.
in particolare Rio Nero del Vulture, se mi posso Certo. appunto permettere, però siamo a pochi chilometri di distanza, che lì a Matera barra Altamura, e quindi in effetti quando mi chiedono appunto quale sia il mio ristorante, il mio albergo preferito, io dico che l'hotel, mi sembra Pergola, c'è un albergo di 3 stelle, dove praticamente si mangia benissimo, non hanno bisogno di un super chef che si inventa chissà che cosa, e tutti i prodotti sono fantastici e favolosi, e quindi bene, quindi lo chef è con noi. Io vi ricordo che nel nostro viaggio abbiamo mantenuto questo appuntamento dei ristoranti aperti a pranzo in zona arancione in questo momento. Buona parte dell'Italia è in zona arancione, molto meno rossa di prima, stiamo andando verso all'arancione totale. Sì, solo 4 dovremmo arrivare anche a quello che qui già si vede alle FEI, nel senso che sembra che non ci sia il Covid. Ecco, alle FEI devo dire che anche l'occupazione durante la settimana è appunto alta, anche perché poi ne parleremo con la direttrice. Come dire, un albergo in realtà non ha mai chiuso, cioè gli alberghi non sono mai stati chiusi, ecco, avrebbero potuto tenere aperto, molto probabilmente il Lefei l'ha fatto, ecco, questo Lefei, ecco, non so, lei c'era un anno fa, 13 mesi fa, 14? Sì, però abbiamo chiuso ovviamente per il lockdown totale, poi abbiamo riaperto. Ecco, c'è stato un lockdown totale che vi ha bloccato. Un lockdown totale perché ha bloccato anche gli alberghi, quindi, ha bloccato marzo e aprile. Sì, marzo-aprile dell'anno scorso. Poi abbiamo riaperto per l'estate, dove hanno lasciato un pochino le aperture un po' più libere, diciamo, e abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Anche tanti italiani, abbiamo avuto anche tanti italiani che magari bresciani milanesi, ecco, hanno preferito stare in Italia e non andare altrove, appunto, perché di meraviglia ne abbiamo. Certo. E poi c'è stata l'apertura delle festività, Natale e Capodanno, e abbiamo richiuso a gennaio per effettuare una profonda ristrutturazione che ci ha coinvolti a livello di camere, a livello di hall, di bar. In effetti io ero qui su delle poltrone Frau, che non so dove le abbiano messo perché sarei interessato a queste, ecco, sono state sostituite da questo genere un po' più boutique hotel, mentre invece forse prima, essendo un 5 stelle lusso, molto probabilmente avevano proprio puntato sulle migliori poltrone, migliori arredi, divani, insomma, che ci sono, però molto probabilmente il Lefei, che è un albergo che fa grossi numeri, come dire, cerca di essere anche abbastanza, no? Si rapporta bene secondo me col pubblico, cioè permette di fare grandi numeri, anche perché qui non dimentichiamo, siamo a Gargnano, c'è un albergo stupendo di poche camere dove il cliente entra, si chiude dentro ed è servito, no? in maniera gourmet dall'inizio alla fine, praticamente continuamente, perché stiamo parlando di 10 camere, insomma, di pochi, ecco, di pochi intimi, ecco. Mentre qui, come dire, si passa sempre, che so, il centinaio di persone. Sì, qui abbiamo 92 camere. Quindi in pieno ritmo facciamo anche 200 persone al giorno. Io dicevo un centinaio perché in realtà c'è un ristorante di cui appunto il nostro Gianmarco si occupa, che è praticamente La Grande Limonaia. La Grande Limonaia è un ristorante dove non possono entrare più di 100... Sì, non possono entrare più di 120 persone. Ecco, più di 120 persone, adesso, anche se l'occupazione è più ampia, quindi c'è un altro ristorante, ecco, quindi che funziona la sera e che permette poi si chiama la Trattoria La Vigna, dove abbiamo un'offerta di piatti molto tradizionali, puntata sulle materie prime ottime di qualità, lavorate poco e servite in breve tempo con un ottimo gusto e preparazione. Quindi un albergo molto capiente, però con il livello molto alto, grazie chiaramente a tante prestazioni che riguardano la spa, anche tra l'altro in campo medico. Io in teoria potrei essere anche qui, come è successo precedentemente, con un dottore professore, cosa che ho evitato in questa occasione, perché mi soffermerei più su queste, insomma, anche restrizioni che ci sono, che però in un posto come il Lefei, come dire, essendo anche presidio medico, sì, come dire, medical, ecco, quindi un po' decadono, nel senso che se si viene qui chiaramente con molto probabilmente un certificato del dottore, eccetera, eccetera, effettivamente siamo in una sorta di sanatorio di lusso, come ce ne sono sicuramente tanti
appunto in Svizzera. E quindi, tornando al viaggio, quindi il mio arrivo è avvenuto praticamente nel pomeriggio di martedì. C'è stato un piccolo incidente di percorso, perché come dicevo stiamo continuando comunque a segnalarvi ristoranti aperti a pranzo, appunto in zona arancione. È capitato praticamente vicino a una cantina tra l'altro che si beve anche qui, ecco, si beve qui alle FEI, ed è quindi Costa Ripa, quindi dell'enologo tra l'altro Mattia Vestola è praticamente l'enologo di Bella Vista, è un produttore di vino praticamente in questa zona che è più o meno fra qui e Desenzano, Molmenti, l'area. L'area Atenesi Molmenti, ecco, quindi non è mai difficile da ricordare, perché è un po' come se parlassi della Vallagarina. La Vallagarina, tra l'altro, è qui vicina, praticamente dalle parti di Riva del Garda, Rovereto, ecco, quell'area lì, dove c'è tra l'altro una cantina che è quella più prestigiosa appunto di questa denominazione, che è la San Leonardo. Si chiama Vallagarina, io non ci posso fare niente, si chiamano così, anche questa Atenesi Molmenti, ecco, quindi non è popolare, ecco, sinceramente. Magari il vino di Costa Ripa, come dire, invece, che è un rosé, che è un po' il colore che va per la maggiore. Quindi ecco, c'è stata, diciamo, questa tappa che non mi aspettavo, anche perché in realtà sulla carta non era previsto il pranzo. Il pranzo è avvenuto al Recyclage, questo ristorante che fa parte tra l'altro di un gruppo di alcune attività, perché dentro poi c'è uno spazio anche per i tatuaggi, ecco, quindi ci sono è un locale veramente particolare dove avevamo preso un piatto. Ecco, questo devo dire è stato molto interessante, perché sono queste formule che effettivamente non costano molto, perché il menù dei lavoratori perché è un menù praticamente da 13, 14, 15 euro, non so se lei ne ha avuto conoscenza o qualcuno lo fa da qualche parte. Ecco, ci sono ne fanno tanti per i pranzi di lavoro che hanno dei piatti unici a quel prezzo lì, con le bevande incluse. Esatto. C'è questa formula che noi abbiamo analizzato, e anche lì l'abbiamo ritrovato, ma era proprio cioè abbiamo, come dire, mangiato un boccone, però bevuto una bottiglia di metodo classico, perché Mattia Vestola, di cui poi ve ne parlerò anche prossimamente, è appunto un esperto del metodo classico dei vini appunto di Bella Vista, nonostante lui in questo momento sia in Sardegna, perché il gruppo di Moretti avrebbe acquistato Selle Mosca, quindi in questo momento lui sta facendo un giro col rappresentante in Sardegna della Costa Smeralda, di quelli chiaramente che fanno gli ordini in questo periodo per affrontare la stagione, e quindi lui chiaramente poi supervisiona tutto il resto, ma Bella Vista è principalmente uno chateau come ci sono in Francia, in Champagne, appunto i famosissimi, diciamo. Questo è un chateau di bollicina, ecco, quindi può essere una cosa abbastanza anomala. Quindi devo dire, è stato insomma un pranzo, devo dire, molto, molto interessante con Mattia, e quindi fa parte anche quello di ieri a pranzo, appunto alla Vigna. L'abbiamo voluto inserire appunto in questo appuntamento quotidiano con questi locali che sono aperti, nonostante sia ancora in zona arancione tutto chiuso, quindi non esiste la possibilità di aprire un ristorante normalmente, ecco, quindi è veramente un'utopia. In realtà ci sono queste situazioni, e anche il fatto che la sera chiaramente viene servito, per gli alloggiati viene servito appunto la cena. Quindi ecco, diciamo, ancora non ci siamo fermati. La proposta qui delle FEI è una proposta, come vorremmo dire, business lunch, no? Potremmo chiamarla così, perché penso che prima del Covid comunque normalmente chi si trova da queste parti comunque deve parlare di affari, Sì, perché appunto il pranzo sempre viene servito nella trattoria La Vigna, un pranzo molto veloce, con una carta appunto studiata per questo, dove ci sono inserite anche tante insalate, da quelle più internazionali come la Caesar salad o i panini come club sandwich, appunto per gente che viene oltre a rilassarsi, ma ha bisogno anche di tempistiche molto... Certo. Quindi questa cosa, per dire, prosegue, perché in effetti io lo notavo
ieri sera in modo particolare, perché magari martedì era un giorno quasi di inizio settimana, quasi di chiusura, no? Qui si lavora 7 giorni su 7, sì, ma diciamo in realtà ci sono invece dei momenti che poi arrivano al weekend con tutto esaurito, e ieri, come dire, a differenza dell'altra sera, come dice, si è capito appunto chiaramente che c'è un tipo di clientela che per lavoro chiaramente si trova qui, ecco, comunque molto frequentato anche per affari, certo. e quindi ecco gli alberghi di questa categoria, perché poi a Firenze il Four Seasons ha dimostrato di essere intanto l'albergo ristorante della città di Firenze. Gli alberghi sono chiusi come sono chiusi qui sul lago di Garda, quindi c'è il Leffe, dall'altra parte penso l'Aqualux, che sta cercando chiaramente di attirare qualche cliente, ma è molto dura, mentre invece devo fare i complimenti qui al Leffe, perché effettivamente come dire, questo nuovo marchio che è nato qualche anno fa proprio con questo albergo, in effetti è stato a prova di Covid, ecco, quindi la clientela sta frequentando normalmente come se non fosse successo nulla, e c'è da chiedersi veramente come mai gli albergatori in generale non abbiano voluto anche loro, ecco, quindi fare questa cosa. Quindi vedo molte chiusure e persone che si lamentano, eccetera, eccetera, piuttosto che fare qualche cosa. Quindi ecco, diciamo il caso delle mi fa molto riflettere. Però chef, vorrei parlare della cucina, ecco, che con lo chef giustamente, e quindi diciamo ci sono questi cuochi che arrivano da varie esperienze, come Gianmarco, che arriva qui, diciamo, di passaggio, ma da quanto tempo qui? Sì, io sono sul lago di Garda, proprio qui a Gargnano, ormai da 11 anni. Ho iniziato appunto nel 2010 all'FA come commis di cucina, poi mi sono fermato un anno e ho fatto altre esperienze in un altro albergo sempre qui a Gargnano, che è Villa Feltrinelli. Sono stato 6 stagioni estive e nell'invernale mi spostavo tra Selva di Val Gardena, l'Alpen Royal, sono stato al Tivoli di Cortina. Quindi Selva di Val Gardena, Felix Lobasso. Sì, ho iniziato con lui. Con Lolo Basso ho fatto 2 stagioni invernali, poi lui è andato via e è diventato chef, che era il suo secondo all'epoca, che è Mario Porcelli, e mi sono trovato veramente bene. Dopo queste esperienze qua di stagioni cercavo appunto una stabilità, che un albergo che sia anche che era anche un albergo di lusso, appunto. Avendo famiglia, figli e moglie a seguito, bene, mi fa piacere. Quindi si cerca anche di pensare alla famiglia e non solo al lavoro, e quindi cercavo una stabilità che mi dasse un lavoro tutto l'anno per potermi fermare in questa zona che a noi piace. Mia moglie è anche di Altamura, ma ripeto, siamo qui da 11 anni, quindi beh, non è male, non è male. Gargnano, in effetti, a parte che è un epicentro gastronomico, dove ancora diciamo nessuno ha toccato la terza stella, ma secondo me siamo molto vicini, nel senso che ci sono delle condizioni, cioè degli alberghi come le Fei, senza ombra di dubbio, poi di posti bellissimi proprio sul lago, e siamo vista lago, quindi vediamo tutto dall'alto. In realtà bisogna percorrere questa strada che porta su, e poi sono quelli chiusi, ma appunto sul lago, e quindi c'è questa grande tradizione che esiste da tantissimo tempo. Io tra l'altro chiaramente conosco i luoghi, potrei conoscerli meglio perché è una zona un po' difficile, devo dire, un po' da trattare, però sono comunque riuscito. E c'è l'Ido 84, che è un ristorante, addirittura hanno scritto un libro dedicato ai 3 stelle Michelin, e chi l'ha scritto, secondo lui, quello potrebbe essere un ristorante appunto da 3 stelle, insieme allo Staffler, che sta più su verso Bressanone, sempre comunque nell'ambito delle Dolomiti, che anche questo viene appunto segnalato, però sono uno che ha una stella, prenderne 3 la vedo dura. Per quanto concerne Staffler, magari con questo anno di Covid, che un po' l'ha favorito, perché in Badia, insomma, comunque nell'ambito delle Dolomiti, dove si andava per sciare, è chiaro che non c'è stata la stagione, quindi non c'è stato assolutamente nulla. Ecco, quindi molto probabilmente se ci sarà un nuovo 3 stelle in Italia, molto probabilmente lo dovranno andare a individuare, come abbiamo visto a Firenze, tra quelli che avevano lavorato, ecco, quindi quelli che hanno aperto, e soprattutto hanno aperto
appunto il ristorante gourmet. Quindi diciamo siamo in un epicentro centro gastronomico dove, senza escludere l'Efei, perché in realtà l'Efei, se mi posso permettere, sta pensando quello che io non sono neanche riuscito a dire, cioè potrebbe nascere un ristorante gourmet, perché abbiamo un ristorante molto capiente che è segnalato dalle guide, non ha la stella Michelin, però ha un livello molto alto di servizio, di piatti, e quindi in effetti penso che se farete questo ristorante gourmet, se nascerà un ristorante gourmet, c'è un progetto futuro dove intenteremo una scelta un po' più gourmet, ecco. C'è qualcosa, ecco. Sì, c'è qualcosa in pentola, ecco, quindi c'è qualcosa, perché è anche, insomma, è anche un peccato effettivamente, avendo la clientela, tra l'altro potendo anche lavorare, questo bisogna dirlo, ecco, perché molti non aprono perché non hanno le condizioni per poter intrattenere gli ocrociani della situation, cioè se io vengo qua solo a cena poi cosa faccio? Ecco, quindi ci deve essere chiaramente qualche cosa che, devo dire, qui all'Efei veramente ti permette di fare la colazione, entrare in spa, fare il pranzo, fare ancora appunto della spa, cena, e poi riposarsi, risvegliarsi il giorno dopo e poter vivere qui e durare qualche giorno facendosi del bene. Certo. È una cosa abbastanza importante, quindi chi non ha queste condizioni poi rischia di non poter aprire, quindi dover aspettare proprio luglio-agosto per poter fare la stagione, che effettivamente è un po' poco, soprattutto per chi ci lavora. Sì, quindi perché anche l'estate scorsa sì, abbiamo lavorato tanto ovviamente, però per pochi mesi, perché le aperture totali li hanno prolungate verso diciamo i primi di luglio. Certo. E quindi anche per chi lavora, appunto, pochi mesi di lavoro, ecco. Però diciamo che adesso noi, avendo questa spa medical, abbiamo una sicurezza lavorativa anche da parte della nostra azienda, quindi. Certo. Ecco, una cosa molto interessante che ho trovato qui è appunto questo menù praticamente dedicato a quelli che veramente sono qui alloggiati, tipo sanatorio, no? Che è un po' una parolaccia, che qui sia un albergo di lusso piacevolissimo, apprezzato sicuramente dalle signore e chiaramente da chi gli va dietro, quindi poi per forza appunto di cosa, però qui c'è appunto l'aspetto medico. In questi posti, come dire, vengono i grandi statisti, ecco, quindi devono esserci degli standard, perché se arriva Berlusconi chiaramente ci deve essere un servizio collaudato che garantisce solamente il 5 stelle lusso, e perché è mise en force, sì, quindi è insomma, è una cosa che ti permette in effetti, insomma, di operare intanto tutto l'anno, quindi non c'è in realtà, a parte che l'Efei ha dovuto chiudere diciamo a gennaio, anche perché ha continuato ad operare quello nuovo di Tildolo, ecco, che era un'assoluta novità del Covid, cioè del periodo Covid, quindi è nato. Poi abbiamo chiuso per appunto la ristrutturazione profonda, ecco. Altrimenti saremmo. Non avete perso tempo e vediamo in appunto i risultati. Abbiamo fatto tanto in poco tempo. Ecco. E poi abbiamo riaperto appunto prima del periodo di Pasqua e abbiamo fatto un ottimo periodo lavorativo. Però nonostante la chiusura di qua, quello di Dolomiti appunto è rimasto sempre operativo, con le stesse condizioni, essendo spa medical, quindi la gente andava lì anche per curarsi, fare dei piccoli trattamenti alla spa, e ci ha dato l'opportunità appunto di continuare. Quindi diciamo, c'è questo menù praticamente vegetale alla fine, sì, anche se in realtà per esempio ieri sera mi sembra ci fosse una carta, come potrebbe esserci anche un pesce, quindi non necessariamente, è comunque, è comunque un menù dietetico, non so come, ecco, quindi comunque adatto al percorso anche che si sta facendo. Allora, il nostro comitato scientifico dell'Efei appunto ha messo in atto questo l'Efei Spa Method, si chiama, che è un metodo di detox e di dietox che si può trovare solamente nei nostri alberghi, e appunto collaborando con la spa effettuiamo questo menù completamente vegano, senza proteine animali, cercando di dare cura alla persona che lo richiede appunto, ma non solo che faccia bene solo a livello fisico, ma che abbia anche un ottimo gusto, che abbia un buon impiattamento anche per gli occhi, ecco.
Certo, certo. Beh, io devo dire che la prima sera ho provato questo e ho trovato sicuramente molto, molto interessante, anche perché la cucina vegetale è quella che sta andando di moda, perché è uno chef che ha girato, no, sì, tanti appunto usano ormai vegetali, biologici, anche noi usiamo in quel menù lì tanti prodotti biologici che cerchiamo di recuperare appunto anche a chilometro zero nei piccoli produttori locali, lavoriamo tanto con loro e quindi ci permette appunto di fare o di avere delle verdure che non siano verdure standardizzate come si possono chiamare, ma delle verdure coltivate in maniera sana e che abbiano un gusto diverso da quelle che si possono trovare dappertutto. Ecco che il menù, nel caso delle FEI, è quello cosiddetto per i lavoratori che cambia tutti i giorni, qui invece è vegetale, così come stavamo dicendo. Qui c'è comunque questa formula, ecco, quindi sia in vigna sia... no, solo nella grande limonaia. Nella grande limonaia abbiamo, oltre al menù alla carte normale, abbiamo, che cambiano tutti i giorni poi, abbiamo un menù, appunto questo qua vegano, e un menù del giorno, che è una scelta, di solito mettiamo carne, pesce, una cosa di verdure, certo, e ci permette appunto di cambiare le rotazioni per gente che si ferma molto tempo con noi, di avere più scelta nei piatti. Bene, bene. Invece la vigna, io quindi l'ho confuso con qualche cos'altro. Invece quindi... la vigna è aperta a pranzo, invece nei weekend di grossa occupazione la apriamo anche la sera, sì, dove c'è una proposta, un'offerta molto, molto semplice, da trattoria tradizionale italiana. Ecco, abbiamo delle ottime materie prime come la mozzarella di bufala, oppure un ottimo San Daniele in accompagnamento. Certo. Del pescato al sale, abbiamo sciagliatelli, cose tradizionali che fanno sempre piacere averli. Non c'è questa proposta, non ci sarebbe questa proposta come la sera solamente? No, solo nella grande limonaia. Ecco, questo detox, no? Sì. Chiamiamo così, è una parolaccia, ma in realtà fa molto, molto bene. E quindi ecco, prima serata, prima cena delle 2 appunto previste, ho provato questo appunto menù, mentre invece ieri sera mi sono fatto consigliare dai cuochi appunto in cucina e devo dire effettivamente è stata una cosa molto interessante. C'era questa pasta, era una pasta di... La stroncatura, ecco. Una pasta calabrese. La pasta che si chiama stroncatura. La stroncatura è un tipo di pasta. No, io pensavo fosse una fettuccina di grande qualità di Gregnano. È l'impasto, è una pasta calabrese, viene fatta nel crotonese. E praticamente negli anni, tanti anni fa, era una pasta povera per i poveri, perché sono tutte cereali e farine di recupero, come la crusca, farina di segale. Invece adesso ha un gusto veramente eccezionale, è un'ottima tenuta. Questo proprio nella pasta? Questo nella pasta, l'impasto proprio è fatto con crusca, farina di segale. No, io pensavo fosse più il fatto la pasta in sé che si chiama così. Ah, ecco, proprio che è una pasta secca. Una pasta secca. Una pasta secca, quindi non abbiamo uovo, quindi il produttore? Il produttore è i fratelli Salerno, nel crotonese, a Cutro. È una pasta veramente, abbiamo scoperta da poco, ma devo dire che è veramente buona. Veramente buona, tiene con tutti, si possono fare con tanti sughi. E quindi è stata condita come? È stata condita, abbiamo fatto con una crema di cime di rape, delle cime di rape saltate aglio, olio e peperoncino, e una battuta di gamberi rossi crudi, marinati e messi crudi sopra, e del pane aromatico. Beh, direi abbastanza crotonese, perché in realtà Crotone, Isola di Capo Rizzuto, praticamente sta dall'altra parte rispetto a Gallipoli, quindi ci sono anche lì i gamberi viola, quindi, cioè il mare è quello, Ionio è quello, e quindi mi sembra che la ricetta sia rimasta legata a quelle zone. Sì, abbiamo, di chi è la colpa di questo piatto? Con il nostro ex equity, abbiamo creato questo piatto perché anche lui comunque anche lui è pugliese. Ecco, pugliese, anche quindi se magari abbiamo ripreso cime di rape, è diventato è molto preciso, è diventato più nordico, no? Sì, adesso lui è comunque abbastanza impegnato. Sì. Ecco, diciamo che lo chef appunto principale è, come dire, un po' il FEI, ecco, quindi quello che magari avrà fatto anche lui delle esperienze, certo, ma adesso è molti anni, come dire, che non le fa, cioè è proprio concentrato qui e penso che non abbia via di scampo, mentre invece
voi che siete un po' così di passaggio, ancora no? Sì, adesso io adesso sono fermo qui da quasi 6 anni, quindi buono. sono abbastanza contento del... Ci sono anche i saluti dello chef del ristorante che io non sottovaluterei, perché a Gargnano abbiamo detto Lido 84 che sta praticamente a Fasano, sì, a Gardone. A Gardone. E poi c'è comunque il primo ristorante che ancora mi sembra la Stella, la Tortuga, sì. Quindi guarda, qua non c'erano stelle missime, ma magari c'erano gli stessi alberghi importanti, in particolare Villa Feltrinelli, che poi è stato sede anche del Duce, ecco, nel periodo del Ventennio, posto bellissimo, e quindi la Tortuga. Poi abbiamo questa stella recente che è Villa Giulia, mi sembra. Ecco, sì. Villa Giulia è uno chef, tra l'altro anche lui mi sembra pugliese, che tra l'altro so che, non so se qui ha lavorato, comunque ha avuto molto probabilmente un colloquio, ecco, con il FEI, adesso non ricordo nei minimi particolari, quindi ci sono i suoi saluti, perché ci siamo sentiti proprio mentre stavo qua, perché pensavo di poterlo incontrare, invece risulta fra gli alberghi ancora che stanno decidendo appunto di aprire, e quindi ecco un epicentro veramente culinario quello che ci ritroviamo a Gargnano. Altre cose? Vabbè, parliamo adesso, questo piatto l'abbiamo detto, ma poi è stato molto interessante anche questo pesce. Il dotto. O ricciola di fondale. È un pesce appunto pescato, solamente pescato, non si può appunto allevare, e viene dal Mar Ligure, dal Golfo del Mar Ligure. È un pesce veramente buono, ha una carne, è impossibile trovare una simile. Piacevole anche perché me l'hanno un po' spacciato per pesce d'acqua dolce, visto che siamo sul lago di Garda. È devo dire, perché anche nel pesce di lago, di fiume, si trovano cose molto interessanti, anche note, perché salmone, comunque salmerino, e poi c'è sicuramente il luccio-perca, che anche tra l'altro, insomma, dal filo alla torcia anche a pesci di mare, molto tranquillamente. Questo devo dire l'ho trovato molto interessante, però me l'hanno spacciato per cernia. Ecco perché c'era il dubbio che potesse essere appunto invece è di mare. No, è di mare, sì. Ecco. Si chiama dotto oppure ricciola di fondale, perché appunto vive nei fondali del Mar Ligure, ecco. E l'abbiamo servito con una crema di peperoni in agrodolce e una salsa verde. E poi dei mugnoli selvatici ripassati. Ed era molto, il pesce poi è veramente buono, si presta a tante preparazioni. Devo dire, l'avevo trovato molto, era in carta questo? No, questo appunto abbiamo fatto per le fuori carta. Ecco, quindi hanno capito, non so come, ma hanno come dire, centrato il segno. Ecco, quindi, ci abbiamo provato. Forse perché, non dico che mi ero lamentato la sera prima, mi dispiaceva che il menù detox non fosse esaltato, magari come dei miei amici di Bar Surgao, che hanno fatto questa sigla che si chiama La Fuga, che sarebbe laboratorio per una futura gastronomia, La Fuga. Quindi, anche se poi lì, come qui, è il posto dove fare un escapade, no? Un'escapade, come dicono appunto i francesi. Quindi ecco, questa cosa di valorizzare anche una cosa che fa bene, come certi magari sciroppi che non sono, sono medici, ma come dire, li puoi bere anche a fine pasto con che poi ieri sera un po' l'abbiamo fatto col Pedro Jimenez e con questa vernaccia di Oristano, che bravo sommelier tra l'altro, appunto ci ha servito, perché ecco, quindi devo dire questo è un po' tutto il menù di ieri. Vi ringrazio per aver colto anche quello che potevo. È un pesce che avete comunque, state analizzando. Sì, è un pesce che stiamo analizzando, ce l'avevamo prima in carta, adesso l'abbiamo ripreso per vedere in un menù futuro, in una proposta futura, come poterlo migliorare ancora, perché per me non c'è mai fine al miglioramento. Ecco. Anche perché uno che viene da Altamura a cucinare il pesce, c'è pure che sia in Puglia. Tra l'altro, ecco, da quelle parti c'è anche Lavello, mi sembra, si chiama così quella località dove c'è una città anche là come Le Fei, che è anche una pizzeria, tra l'altro, pizzeria firmata Franco Pepe, ecco, che potrebbe essere una cosa. Ecco, una cosa, non dico che qui non ci sia la pizza, però il fatto di avere appunto la firma di un grande pizzaiolo, come abbiamo visto anche al Four Seasons, abbiamo visto
anche ad Erbusco, quindi all'Alberetta, come dire, perché c'è una pista che voi fate comunque. Sì, diamo a richiesta. Comunque a richiesta, proponiamo comunque delle pizze, soprattutto a room service o certo, bar. che ci deve essere, ecco, 5 stelle lusso deve avere non la possiamo pista, mai dire di no, intanto ecco. che la falla anche buona, in effetti l'abbiamo appunto provata. Ma ieri a mezzogiorno. Ecco, esatto, anche su questa io appunto lavorerei, visto che sul ristorante gourmet si sta giustamente già pensando, però anche questa pista che vedo che intanto devi avere, ecco, perché poi se una cosa la devi fare, tanto farla bene, ecco, perché magari rischi di fare una figuraccia su un prodotto, su un piatto italiano molto richiesto, ecco, ti piace veramente tanto, e poi ogni pizza può diventare anche un piatto gourmet in base a quello che ci metti, ecco, quindi poi noi ne abbiamo cosa. Comunque nella carta del room service l'abbiamo la pizza certo, l'abbiamo estrapolata, anche perché qui il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto, quindi chiaramente viene sempre accontentato, e tra l'altro poi in un certo senso sorpreso, nel senso che quando capisci, questo mi è capitato proprio, visto che parlavamo di Isole Capo Rizzuto Crotone, mi è capitato con uno chef che stava lì, che la prima sera, come dire, molto probabilmente pensava che i giornalisti corressero dietro solamente alla cucina come dire, molecolare, cioè tutte queste cose. Non è vero niente, nel senso, andiamo anche noi in brodo di giuggiole sulla ratatouille come quell'ispettore, no? Della guida del famoso cartone animato, come dire, sono più d'accordo con quello che ieri sera mi avete proposto, una buona pasta con un buon pesce, e noi, e quindi con questo vi salutiamo. Abbiamo solo dimenticato una cosa, che voglio dirlo, che non mi hanno proposto, ma però poi quando io guardo attorno ai tavoli qualcosa, vedo il logo dell'etichetta di una bottiglia che mi ricorda qualche cosa, e quindi chiedo, e mi hanno fatto assaggiare il vostro vino. Sì, abbiamo un vino rosso, un vino molto strutturato, si chiama il Per Voi, che viene fatto appunto da una cantina in zona del groppello del Garda, appunto etichettato Le Fei, dove è un groppello questo, cos'è? Sì, è un bordolese, cos'è? È un merlot, che mi dicevano che avrebbe avuto delle trasformazioni, sia diventato praticamente un Cabernet Merlot, sì, ha avuto con una percentuale di groppello che è quello che va per la maggiore appunto qua, ma sembra che lo stia perdendo a favore appunto di un risultato, devo dire che non ha nulla a invidiare, grandissimo. A me intanto piace, ecco, tra l'altro. Sì, c'è stato un po' di evoluzione comunque anche in questo vino, però per chi volesse appunto provarlo. Quindi complimenti per tutto, e ci sentiamo fra poco con il direttore, che poi è una direttrice. Grazie. Adesso